Bentrovati al meteo. L'anticiclone cede sotto la spinta di una perturbazione atlantica e così il mese di agosto inizia con qualche pioggia. Vediamo insieme il dettaglio di domenica con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto al mattino nuvolosità diffusa con precipitazioni sparse, a tratti saranno anche diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso del pomeriggio poi progressivo miglioramento a partire dalla pianura con maggiori schiarite e tendenza ad esaurimento delle precipitazioni, salvo per residui fenomeni sui settori montani. Generale calo delle temperature, minime comprese tra i 15 e i 18 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui precipitazioni diffuse a inizio giornata, andrà meglio via via con il passare delle ore. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, con temporali anche in questo caso dappertutto, alternati nelle ore pomeridiane a qualche parentesi più asciutta. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime infine sui 27 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.